del maestro Giovanni Oliva e degli amici del gruppo Parole Musica. Siamo felici di vedervi qui riuniti per condividere con noi questi momenti di fede e di riflessione. L'oratorio che vi presentiamo, a Passione Gesù Cristo, fa parte di una trilogia di oratori sacri in vernaculo napoletano. Le musiche sono del maestro Oliva, i versi del poeta napoletano Nazario Napoli Bruno. L'oratorio ci ricorda la vita di Gesù, dall'entrata in Gerusalemme fino alla morte in croce, analizzando i misteri dolorosi che contempliamo nel Santo Rosario. L'agonia dell'orto degli ulivi, la flagellazione, la coronazione di spine, la salita al Calvario, la crocifissione e morte e il dolore di Maria ai piedi della croce. Buon ascolto e grazie per l'attenzione. Adesso sempre Enzo reciterà una poesia introduttiva scritta sempre dal poeta Nazario Napoli Bruno e intitolata Lourdes Macena. È un oratorio in lingua napoletana, quindi è tutto in napoletano. Quindi Lourdes Macena, ma Enzo. Ma pare Cristo Signore, quando mi l'Apostolo ascoltare, udì dall'occhio, o carne che l'amore, e che lo sguardo dolce, rassegnata, quei manitoia creanzata e santa spartivo pane olive a tutto quanto. Mangiatevi sul pane e carne mia, bevete di stuvina, chista e sangue, sulla così potete trovare via, per quello tutto fatto. Facite questa e più non scordate, che non la vita mia questi peccati. E parlava così mentre in dolore sapete già quanta malapadenza aveva sopportato tu Salvatore, quando dolore, quanta sconoscenza, eppure un po' a croce, un po' dormienta, l'amore tuo mai trovava ambiente. Perdonalo i padri, non lo sanno quando ti costa che susciano flecce. Perdonalo perché la cava fanno riceve, non guarda sto sacrilegio. E fu io complimento in un soldato a te messa una lanza dopo stato. Perdonaci Gesù questi peccati che noi facciamo, giorno più giorno, senza di manna quanta saccata noi ti portiamo, senza sentire scuola. Tu che sto cuore tuo e cade lasciato a chi ingoppa la croce benguata. Ci sta chi nega che si figli di Dio. C'è sta che dice che sono profeta, non me ne importa, sto pensiero mio, perché sti cose, no, non si spueta. I sente che non sbaglia questo cuore, tu sei un padre e un figlio dell'amore. Grazie.
Evviva! O Messia se l'aveva detta, insieme a una gran folla amica, proprio rinascita santa. Gesù, Dio e Galilea, Era voce di tutta gente. benedicta, Osanna. Allucava tutta gente, ma o Sinedria una condanna preparava veramente. E fu il giudice Iscariota a se venere a Gesù, proprio quello che una volta voleva bene più. Maria Maddalena, chiede d'amore che l'aveva salvato da peccato, augliare da Dio il Salvatore, conoscere Cristo e appassionato, mentre, zitta, tenere in più sensibile la buttaniera, non presente niente, che il bello sposo suo e divino l'avrebbe creduto sul sé. Dormire. Oh
lasciato recitare la preghiera e l'agnello fu tagliato. Poi Gesù, spezzando il pane e benedicendo il vino, la prende per il mare e con dolore zino all'apostolo dicente: Io sono triste assai, perché uno di voi già mi permette e mo c'è insieme a me. E con tanto amore, lavai i piedi a tutto quanto. Issa, sì, nostro Signore, sì, con quella mano sana. Giuda Iscariota, uomo senza cuore, facendo assai più peggio un serpente, tradetto Gesù Cristo Salvatore, per la mancata i monete argenti, a chi l'aveva dato solo amore, o ripavaglio con questo tradimento. Ma non si può campare questo dolore, solo che amore può spezzare niente. E Giuda, quando posano alcunare d'un male fatto a chi l'aveva amato, an alberi fiche si impiccava, lasciando in terra i soldi lo peccati. Non
Era notte quando Gesù arrivava all'orto degli ulivi, in giardino, e a luna dolce si pusava in coppa a montagna e esse vicino. Ma triste Gesù niente più guardava, che faccia in terra e con una voce pianta o Padre suo pregava, che le facesse sparare a sto pianta. E si pigliava il dolore tutto mondo, si caricava il peso di peccato, o calice di verde fino al fondo di pena amara che aveva sopportato. Sono chi che cercava, ma avete sempre visto, che pulito. Mo, armata così mi ha presentato. Sono Gesù, che è? Non lo vedete. E Giuda Iscarioto salutai. Salve, maestro. Chi lo traditore. Fui un segnale, a guardia la ferraia e sopportai come hanno malfattore. Dosi negri, o grande sacerdote, la dimandare si era figlia di Dio. Essa stracciava le vesti tutte in moto, che Gesù discuteva. Sì, sono chi? Hai a sta mano? Sì, hai a sta mano. E pensi ci posso solo una cosa. Niente verità con chi sto sciavolato. Sia crocifisso, io lo condanno a morte. Ma che se